Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. È morto il 69enne Antonio Di Nicola a causa di un incidente stradale avvenuto a Siracusa. Lo scontro ha interessato un'auto ed un calesse e il conducente della vettura sarebbe fuggito per poi costituirsi successivamente. Quest'ultimo rischia l'accusa di omicidio stradale. Un uomo di 78 anni è finito dentro un tombino scoperchiato dall'abbondante pioggia di ieri mentre percorreva una via di Bagheria. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118. È stata incendiata l'auto dell'assessore del comune di Ispica, Carmelo Denaro. Si segue la pista dolosa. Il senatore Salvo Sallemi, componente della commissione antimafia, ha espresso per il preoccupante gesto vicinanza e solidarietà. Ci spostiamo a Palermo, dove è stato aggredito un rider di Glovo da un gruppo di 5 ragazzi. La vittima ha presentato denunce ai carabinieri. Il murale realizzato su una parete interna all'arco di Porta Garibaldi a Marsala, raffigurante Marisa Leo, è stato rimosso a causa di un equivoco creatosi all'interno degli uffici comunali e non per atto vandalico. Lo ha precisato il sindaco Grillo di Marsala. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci!